ed è una storia legata alle visite che facevano il Signore e San Pietro quando scendevano sulla terra. Voi sapete che loro lo facevano abbastanza spesso, una volta, forse lo fanno anche adesso, ma non ce ne rendiamo conto, ma a quel tempo lo facevano, si mettevano un cappellaccio in testa, una giacchettate, e via che partivano, e i nostri due viandanti si sono trovati ad arrivare in un paesino della Carnia, all'inizio proprio delle case, e hanno visto che in alto sulla sinistra c'era una casa molto ricca, molto bella, appena dipinta, si vedeva insomma che era una casa di persone benestanti, mentre sulla destra un po' in basso si vedeva una casa un po' più mal ridotta, si vedeva che era una casa povera, aveva le finestre che si chiudevano appena appena, le tegole erano tutte sconnesse, quindi si capiva che lì non c'era una grande ricchezza. Allora il Signore dice a San Pietro: senti, vai a bussare qui sopra alla casa, vedrai che qui ci daranno da mangiare perché qui ne hanno di sicuro, insomma possono condividere con noi. San Pietro, tutto contento, va su di corsa perché a lui piaceva mangiare bene. Allora va lì, sta per bussare, quando si apre lo spioncino e appare una signora con una faccia arcigna, dice: via di qua, via, non voglio vedere nessuno, io non so chi siete, non voglio vedere, io non vi ho invitati, non so da dove venite, non so chi siete, bam, richiude. San Pietro torna giù e dice: guarda, di sopra non combiniamo niente, proviamo qui sotto. Fanno appena in tempo a bussare che sentono una voce da laggiù in fondo che risponde: venite avanti, è aperto. Entrano dentro e arrivano giù fino in fondo alla cucina, dove c'è una signora molto anziana, che sta girando la minestrina sulla stufa, li fa accomodare, mette i piatti e poi serve la minestra, e il Signore si accorge che mentre per lui e San Pietro riempie il piatto fino proprio al bordo, per sé si tiene appena un goccino di minestra, giusto per condividere. I tre mangiano, poi si parlano un po', si raccontano un po' di cose, e poi la nonnina dice: adesso andate su nel letto, c'è il letto grande di sopra, andate su, dormite nel letto, ho già messo giù il prete, in fondo, voi sapete che lo scaldino si chiamava il prete, che si metteva giù in fondo ai piedi, e io intanto dormo qua stasera perché abbiamo un letto solo, e quindi... Il Signore dice su: ma no, non si può, insomma, noi siamo due uomini forti e noi dormiamo qui sulla panca, vai pure nel tuo letto, vai a dormire. No, fa lei. L'ospitalità è sacra, io non vi conosco, magari siete delle persone importanti, quindi voi salite su, io dormo qui, ci vediamo domani mattina. Insistenze non valgono proprio, quindi i due vanno su, alle prime luci dell'alba scendono e trovano la vecchina che già sta girando il latte, e dà loro il latte e un pezzo di pane, l'unica cosa che ha, da loro per fare colazione, e poi i due si incamminano sulla stradina, e quando sono fuori il Signore si gira e dice alla nonnina: guarda, per ringraziarti della tua ospitalità, la prima cosa che farai dopo che ce ne saremo andati, la ripeterai per tutta la vita. Fa la vecchina: guardate, non mi dovete niente, non c'è problema, andate pure tranquilli, io sono contenta così, non ci pensa neanche, però si accorge che ormai la dispensa è vuota, non c'è più niente. La prima cosa che fa, va nel cassettone, apre e lì c'è il portamonete e tira fuori 3 monete, poi altre 3, poi altre 3, poi altre 3, e via andare avanti così per tantissimi anni. Non solo ha mangiato tranquillamente per sé e ha avuto di che sfamarsi, ma ha aiutato anche molte persone povere. Ma la cosa che interessa a noi è che la vicina di casa, invidiosa, quando i due se ne stavano andando, si era avvicinato alla finestra, ha visto quello che era successo, ha capito tutto, e via che si è fiondata di corsa dietro i due viandanti, li ha raggiunti, e quando è arrivata lì si è messa in ginocchio: mi dovete scusare, io ieri sera proprio non ci stavo con la testa, io sono sempre così ospitale, io do sempre da mangiare a tutti, chiunque passi di qua si ferma sempre, da me c'è sempre un piatto di minestra, c'è un letto per tutti, io sono sempre buona con tutti, e via che va avanti per un quarto d'ora. Poi alla fine, mentre San Pietro già si stava commuovendo, il Signore dice: basta, dai, tranquilla, non è successo niente. E lei però alla fine insiste talmente tanto che si fa promettere che se i due fossero ripassati di nuovo da quelle parti si sarebbero fermati da lei. Passano un po' di settimane e guarda caso il Signore e San Pietro passano proprio di nuovo dal paesino. Appena San Pietro riconosce il posto dice: andiamo su subito lì, dai che ci facciamo una bella mangiata stasera. Tutto contento si avvia, non fa neanche in tempo a bussare
si spalanca la porta e dentro c'è una tavola imbandita da qua fino laggiù, tutte le cose più buone da mangiare, dal frico alla polenta, alla minestrone, tutto quello che volete. Una mangiata che non finiva più. I due poi erano così tranquilli e proprio belli sazi, che alla fine viene offerto anche il grappino, il Signore rifiuta, ma San Pietro ne beve 2. Poi, tranquilli, la signora dice, beh, adesso andate su, avete una camera per ciascuno. I due vanno su di sopra, vanno a letto, e la mattina successiva, alle prime luci dell'alba, lei si fionda giù e comincia a fare la spola fra la cucina e la porta, perché aveva paura che i due viandanti se ne andassero via senza darle il premio. E allora comincia a fare la spola, su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. Passano le ore, ma i due non si vedono, e via che va avanti. Finalmente a mezzogiorno i due si alzano, belli sbarbati e contenti, arrivano giù, e lei dà loro la colazione, dopodiché i due ringraziano e si avviano sulla stradina, scendono, e quando sono in mezzo alla stradina la signora dice, ma scusate, dimenticate niente? Fa San Pietro, no, fa San Pietro, no. Il Signore si gira e le dice, guarda, la prima cosa che farai dopo che ce ne saremo andati la ripeterai per tutta la vita. E qui le versioni sono due. Una è quella italiana, che è più edulcorata, l'altra è quella friulana, che insomma è un po' più rustica. Allora, la signora appena torna in casa, il primo pensiero che ha è che se vado a prendere i soldi mi vedono dalla finestra, la prima cosa che fa, chiude tutte le finestre del piano di sotto. Poi va a chiudere anche quelle del piano di sopra, ma intanto che chiudeva quelle di sopra si aprivano quelle di sotto, chiudeva quelle di sotto e si aprivano quelle. Insomma, si dice che sia ancora lì che va da un piano all'altro. La versione friulana ci dice che la signora, già un po' avanti con gli anni, era anche un po' incontinente e aveva passato tutta la mattina a fare la spola dalla cucina alla porta, e quando i due se ne sono andati la prima cosa che ha fatto è andato in bagno, e si dice che sia ancora lì.